vogliono essere accompagnati perché hanno paura di girare da soli per la piazza. Scortati a casa dai negozianti per paura di essere aggrediti. Accade oramai da diverso tempo nella piazza di Porta Cadore e a Serravalle di Vittorio Veneto. Non di giorno, ma quando calano le ombre della sera, e soprattutto per gli anziani che non si sentono più sicuri. La gente ha paura in quanto ci sono troppi profughi. In quanto ci sono troppi profughi che staziano qui nella piazza, che dovrebbero essere dentro nella comunità della diocesi di Belluno, il CEIS di Vittorio Veneto. Il centro in questione da diversi anni oramai ospita con alterne vicende oltre un centinaio di richiedenti asilo che passano gran parte del loro tempo utilizzando il servizio di internet gratis di Asco TLC, che da questo palo copre tutta la piazza. Una presenza costante lungo tutto il largo della giornata, come si vede da queste immagini girate oggi, e una presenza ingombrante per molti cittadini, segnalata da Gian Antonio D'Arei in Consiglio Comunale. C'è la paura nei territori dove questi sono sistemati, soprattutto in grandi aggregazioni come Oderzo, come Treviso, come Vittorio Veneto, in cui la difficoltà del cittadino e soprattutto quando scala la sera le difficoltà dei commercianti perché nessuno esce di casa. Inevitabile quindi per D'Arei che soprattutto gli anziani chiedano ai negozianti la scorta fino a casa, diversa la posizione del sindaco Roberto Tonon che definisce tutta la vicenda gonfiata dalla politica. La scorta non l'ho avuto nemmeno io dopo che ho ricevuto la minaccia di pallottole, per cui non ci sono in realtà problemi di sicurezza. Posso capire che può essere più o meno gradevole avere dei richiedenti asilo che stazionano presso alcune piazze vittoriesi, in realtà sono due, però episodi di minacce e di violenza non ce ne sono mai stati. Abbiamo chiesto che il wifi, lo abbiamo chiesto all'Asco TLC, se è possibile spostarlo in una piazza più vicina al CEIS e stiamo attendendo risposta perché questi punti di wifi non sono gestiti dal comune, non sono di proprietà del comune, sono stati fatti uguali per tutti i comuni in cui l'Asco TLC lavora e sono di proprietà e in gestione all'Asco TLC.